Siamo nell'azienda agricola di Salvagnini Italia, in località Fasana, e siamo in un bellissimo campo di grano della Lima Grain, che come potete ben vedere è LG Astrolabe, e obiettivamente stiamo vedendo un campo stupendo con una percentuale. Qui il tecnico mi diceva che siamo dai 700 agli 800 piante al metro quadro, quindi qui avremo una produzione sbalorditiva. Guardate l'impianto, tutto il grano è tutto in piedi. Okay? Adesso io sono ho la presenza, l'onore di avere la signora vicino a me, che è la proprietaria. In più ho anche il responsabile tecnico dell'azienda, il quale adesso gli farò alcune domande. Per esempio, quanti quintali abbiamo usato qua come concime e che qualità di concime hai usato come fondo? Abbiamo usato 3 quintali di Organ Top Fomet. Dopodiché a livello di azotatura, come prima azotatura cosa hai fatto? Allora, come primo intervento di azoto abbiamo usato Azo Super Trio TS, 2 quintali e mezzo. Lui è un amante dell'azoto liquido sui grani, ma non solo. E infatti pochi giorni fa che eravamo in campo mi diceva: Arnaldo, guarda, dice, secondo me l'omogeneità che mi ha dato i grani è dovuta in parte anche al liquido. Qui dopo sono stati usati in levata 3 quintali e mezzo, altri 3 quintali e mezzo di Azo Super Trio Green, 0809 di Utec 46. Dopodiché cos'è che abbiamo fatto qui? Qui abbiamo usato in foglia bandiera e lattusera a 1 litro per ettaro, e assieme abbiamo messo 30 litri di Azo Super Trio MGS magnesio zolfo. E infatti, come voi potete ben vedere, la pianta, siamo al 26 di maggio, è ancora una pianta sana e viva e vegeta, bellissimo tra l'altro. E la strategia, la mia strategia è anche quella di arrivare in quest'epoca, in questo periodo, è avere un grano ancora in forza e che tiene bene. In spigatura abbiamo usato sulla spiga, che fungicida hai usato? Abbiamo usato in spiga 0,8 strali. Una pianta sanissima, tra l'altro in giro abbiamo svariati attacchi di fusario, e in questo caso quasi praticamente zero. Io non vedo assolutamente fusario. E ripeto, guardate che questa non è una prova parcellare, qui siamo in pieno campo, quindi non raccontiamo storie. E lei, signora, la signora Salvagnini Italia, che ho qua vicino a me, che ripeto ho l'onore lei si ricorda ancora un bel grano così qua? Assolutamente no. No, adesso non è una battuta, dica la No, verità. allora dico la verità, questo è veramente bello. Abbiamo avuto degli altri grani molto belli, se devo essere sincera, però bello come questo no. Io sono a ringraziarla. Adesso qui con noi abbiamo il tecnico della Lima Grain, l'amico Damiano Vondoglia, il quale ci darà alcune delucidazioni su questa bellissima varietà Astrolabe, che tra l'altro, come voi potete ben vedere, è inserita nella carta del Mulino Bianco, che è una filiera importante di Barilla. Prego, dottore. Buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio perché avete fatto comunque una pubblicità notevole alla varietà. Io dico sempre che le cose si fanno sempre in due, nel senso che ci vuole la varietà giusta, ma poi ci vuole la coltivazione giusta, e qua sicuramente la varietà giusta c'è, ma la coltivazione è ineccepibile. Quindi veramente i complimenti all'azienda agricola, a tutti, ai tecnici e ad Arnaldo per il lavoro svolto. Astrolabe è una varietà estremamente interessante per il nord Italia perché non ha un ciclo estremamente tardivo, è un medio tardivo. Come potete vedere porta tantissime numero di spighe, tutte molto fertili, non ha una grande dimensione, ma arriviamo a 700-800 piante al metro quadro, quindi è produzione che si può avvicinare tranquillamente ai 100 quintali nelle migliori delle ipotesi. Ha anche una buona tolleranza alle malattie fungicide in generale, questa è una nuova genetica di Lima Grain degli ultimi anni. Quello che è importante, sulla quale stiamo lavorando molto, abbiamo bisogno di produrre tanto, e le piante per produrre tanto devono avere anche un'ottima tolleranza a malattie, ma soprattutto allettamento, come ha detto Arnaldo prima. Quindi anche in condizioni di alta fertilità come questi terreni e di ottimissime concimazioni la pianta regge molto bene. Direi che non dico altro perché lo dice il campo. Ecco.
Certo, forse non ho fatto presente che abbiamo usato nel diserbo 1,25 litri di Pentac 5 ala e dopo l'abbiamo ripetuto in foglia bandiera. Quindi questo è anche un motivo per il quale la varietà è tutta in piedi. Il 5 ala ci ha dato una mano anche in questo, in quanto ci dà una caratteristica di tenuta della pianta. Io sono a ringraziare intanto signora Salvagnini Italia, che mi ha dato la facoltà e la possibilità di averla in campo vicino a una mia varietà, che quindi per me è molto importante. Ringrazio l'amico Damiano Avondoglio e il nostro direttore, l'amico Macagno Roberto, che una grandissima parte, lei mi dice sempre, è dovuta anche a lui, cioè la sua azione in campo si vede decisamente bene. La signora ha detto che non ha mai visto grani come questi. Io ho la sensazione che negli areali attorno dove seguo io, siamo partiti dall'Emilia Romagna e siamo venuti in Veneto, è un impianto di grano come in questa azienda, sono belli ma non come questi.